Come viene strutturato? Beh, nasce da una gara dal comune, dal sindaco che abbiamo vinto per ripensare a Via Roma. Naturalmente ripensando a Via Roma è stato naturale ripensare alla mobilità per tutto il sistema, tutta quell'area e quindi abbiamo proposto anche una visione per il futuro che prevede qualcosa di più che semplicemente una rimessa a punto di Via Roma, prevede la possibilità che la locale felice arrivi al mare e che in fondo la cesura che oggi c'è tra Marina, tra il centro storico e il porto venga superata con un grande sistema verde pedonale, quindi è una sfida bellissima che noi lasciamo al comune. Qualcuno ha detto, signor Sindaco, che a suo tempo Ciusla ci aveva già pensato alla promenade sul mare. Ma è un'idea secondo me che appartiene alla città e che non è mai stata realmente percorsa e realizzata. Io dico sempre che l'immagine che lascia senza fiato non solo noi cittadini, ma anche i turisti è quella che si vede magari dal punto di vista della crociera o dal finestrino di un aereo quando si arriva in città. Un'immagine spettacolare che lascia veramente tutti senza fiato e l'obiettivo con questo progetto è riavvicinare la città al mare, ricostruire quel rapporto col mare che la città ha conosciuto solo in un periodo limitato, potremmo dire, tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, perché poi dopo la guerra si è costruito un muro intorno al porto e oggi possiamo riacquistare con un primo pezzo, diciamo, che prevede la riqualificazione di Piazza Matteotti e via Roma e un secondo divisione che ci porterà invece a costruire questa grande piazza sul mare, questa promenade verde che permetterà di vivere la città in maniera diversa e di offrire quella visione di Cagliari dal mare che oggi purtroppo non abbiamo, non solo ai nostri concittadini ma anche ai turisti che vengono a visitare questa bellissima città. Un progetto che altre volte era stato presentato in maniera diversa, sicuramente però non è mai decollato perché ci sono difficoltà nella costruzione di un tunnel sotto, vicino al mare. Ma io non parlerei in questo momento di tunnel, parlerei della possibilità di creare un grande spazio pedonale, fruibile, vivibile, 365 giorni all'anno dai nostri concittadini e dai turisti, con un collegamento tra Stampace Marina, quindi Piazza Matteotti, Palazzo Beccarella, via Roma, i vicoli della Marina che permette di arrivare al porto senza dover attraversare 14 corsie di marcia, perché questa è la realtà, non c'è più il muro fisico ma c'è un muro immateriale che dobbiamo superare perché non solo perché come dire, riallacciare il nostro conto con la storia, ma anche perché se guardiamo quello che sta succedendo nel mondo, tutte le città del Mediterraneo stanno ripensando alla loro zona delle aree portuali ed è assurdo che la città capoluogo della regione che galleggia al centro del Mediterraneo non ripensi questo rapporto con il mare e non sfrutti dal Mediterraneo che ha recuperato anche un'importanza a livello diciamo, geopolitico ed economico, non sfrutti tutte le opportunità che può offrire dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale ed economico. Ancora diciamo, difficili da percepire in una presentazione, così una soluzione a raso, completamente a raso. Mi piacerebbe ecco, così, approfondire il tema per verificare come eventualmente in questa situazione si distribuirebbe il traffico veicolare, tenendo conto che nei vecchi piani, nel piano urbanistico vigente era prevista una strada che da via San Paolo passasse dietro il cimitero e raggiungesse l'ospedale Brozzu e come si dice, la rotatoria che c'è in via Stamila e in via Torricelli. Quindi quella potrebbe essere un'alternativa che consentirebbe a chi vuole attraversare la città di Cagliari di non necessariamente passare lungo la via Roma, che come ha detto l'architetto è uno dei punti più belli e più delicati. Ora che noi nel luogo della città più bello e delicato dobbiamo continuare a far passare i flussi di traffico, mi sembra forse una cosa che dovremmo avere il coraggio ecco, di superare.